streetnews.it. E allora, qui ci siamo in un evento davvero incredibile, lo possiamo definire così, e con me c'è Antonio Zuppa, che è stato scelto da Lisa Fusco in persona, la subrettina nazionale, per allietare questo grande evento di Brian Pietro, per questo battesimo. E allora, Antonio, tu sei un cantante, animatore, intrattenitore. Voglio chiederti come hai vissuto un po' questo periodo e adesso come pensi di affrontare questa ripresa? Allora, diciamo che sicuramente il periodo l'ho vissuto malissimo, perché sono abituato a stare in mezzo alla gente, negli eventi, ho sempre fatto una vita di notte, no? Tra virgolette, per allietare gli eventi eccetera. Quando hanno chiuso poi a quel punto gli eventi, mi sono trovato a un certo punto, non tanto dal punto di vista economico, che anche è un danno, ma proprio umano proprio perché io ho bisogno di stare così, di stare in mezzo alla gente, fare musica, spettacolo, animazione, questo è. Ok, sì. Una tua serata più o meno come la gestisci? La musica deve essere importante e deve essere soprattutto valutata in base anche al tema della serata, in base anche al festeggiato, che tipologia di festa è, e così anche l'animazione. Io faccio sia piano bar, piano show, animazione, musica live, un po' quello che c'è da fare in un evento. Mi organizzo anche con gruppi musicali, insomma mi occupo di spettacoli per eventi, faccio anche qualche spettacolo di cabarella dove ce ne fosse bisogno, insomma sì. Beh, come possono fare le persone, anche i lettori di Street News, magari per mettersi in contatto con te? Allora, possono volendo seguirmi sui social, su Facebook Zuppa Voice Group o su Instagram Zuppa Voice. Comunque mi chiamo Antonio Zuppa, quindi se cercano Antonio Zuppa dovrebbero trovare uno che sta col microfono in mano, quello sono io. Va bene, Antonio, io ti ringrazio. streetnews.it, ci ritroviamo in qualche altro evento. Grazie mille, grazie a voi. Grazie.